Dopo partita di questa vittoria di 1 euro Forlì 83-55 qui al Tagliaccio, coach Mattia Ferrari, un'analisi su questa partita che aveva visto Mestre in corsa fino a metà del secondo quarto, poi il calo. Beh, innanzitutto bisogna fare i complimenti a Forlì perché ha giocato una partita maiuscola e questo è il fatto. Il secondo punto è che siamo partiti bene, dopodiché un po' come a Cildale un giro di cambi ha abbassato la nostra intensità difensiva, invece dovrebbe alzarla, ed è una cosa di cui bisognerà parlare con la squadra, perché bisogna che nel momento in cui mettiamo in campo determinati giocatori questi facciano le cose che servono per vincere la partita. Però è vero anche che quando c'è una partita di così ampi divari, dove gli altri alzano il braccio e segnano praticamente sempre e tu no, da una parte dici gli altri sembrano i Lakers e tu sembri l'oratorio di Don Bosco, per cui con tutto il rispetto, per cui è logico che fare delle valutazioni normali su una partita finita di 30 punti non c'è. Poi dopo rivedremo, cercheremo di capire quali sono i nostri demeriti sul fatto di concedere, però mi sembra così di primo acchito che loro abbiano fatto obiettivamente molto canestro anche marcati, anche abbastanza difficili, e sono cresciuti difensivamente. Noi siamo andati là e siamo stati dopo, man mano che il tempo passava, un pochino approssimativi nel giocare. Poi siamo diventati in fondo proprio confusionari in un modo non spiegabile, e alla fine la partita nel quarto era finita. Peccato, perché all'inizio del terzo quarto siamo arrivati a -2, sembrava che potessimo girare l'inerzia come c'era già successo altre volte in casa, e questa cosa non è successa. C'è da dire che fino ad ora abbiamo anche vinto parecchie partite inaspettatamente, giocando bene. Una squadra deve passare dentro la stagione un po' da tutti gli aspetti. Oggi siamo passati dal fatto di aver preso una meritata e sonora batosta. Domande? Ha pesato psicologicamente appunto questi blackout in cui praticamente non si è più segnato, e soprattutto dopo essere riusciti a avere 3 volte la palla della gancio, del sorpasso? Sì. Diciamo che lì, quando siamo tornati in 44-42, sembrava che potessimo avere un po' l'inerzia, e invece l'abbiamo persa subito, e da lì abbiamo perso completamente il bandolo della matassa. C'è da dire una cosa, che noi e Forlì siamo 2 squadre diametralmente opposte, e la mia paura pre-gara era quella che quando tu giochi una squadra diametralmente opposta a te, chi prende il sopravvento dal punto di vista delle proprie scelte di gioco, dopodiché può anche maramaldeggiare, perché fai fatica a impattarti. Avevo chiesto alla squadra di giocare una partita di ritmo e durezza, che secondo me sono le 2 cose che potevano settare un margine a nostro favore, e invece, perché temevo che invece la compostezza, l'equilibrio di gioco, il know-how dei singoli giocatori di Forlì dopo potesse prendere il sopravvento su di noi. Questa cosa è successa, e poi va bene, piccole cose della partita. Kerry ha giocato tutto il secondo tempo, non so come si è tagliato entrambi i palmi delle mani, perciò gli sanguinavano, ma proprio, immaginate di avere dei tagli qua, non ho capito che cosa fosse successo, e perciò la situazione è a un certo punto proprio degenerata. Noi dobbiamo giocare giovedì, ho pensato a questo, e poi l'ho usato anche per dare dei minuti a giocatori che in questo momento sono più indietro, che necessitano di avere del gioco nelle gambe, per cui questa è stata la decisione. Trovare una motivazione, non lo so, sarebbe fare una cosa filosofica. Queste partite possono succedere, oggi ai noi è successo. Sarà un gennaio intenso, come altre cose, con una squadra che insomma lottano per la salvezza, quindi sarà un mese ben tosto, insomma. Beh, certo, ma questo campionato è tutto tosto, è quello che noi dobbiamo capire. Noi dobbiamo capire che nel girone di ritorno
l'asticella si alza, perché le squadre sono molto più pronte, le partite hanno un peso completamente diverso e giocare a cuor leggero sempre, che è stata per adesso la nostra forza, può non pagare se non prendi coscienza che devi aumentare la tua qualità mentale, la tua durezza e aumentare anche la qualità delle cose che già fai bene. È un processo non semplice, la squadra ci deve arrivare, è il mio compito farlo arrivare, probabilmente ci deve arrivare anche passando da queste partite.